Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro maledetto veneziano. Oggi vedete la carta, la sibilla della malinconia. Sul quadrante radiostesico sì e no. Perché questo? Perché siamo entrati in un periodo, questo periodo è iniziato per la verità nel 2008 col crollo dell'economia statunitense, il crollo bancario, di alcuni settori bancari. Poi un'iniezione, a quel periodo c'era Bush al governo negli Stati Uniti, un'iniezione di 700 rotti miliardi di dollari di nascosto, e anche in Svizzera alcune banche erano praticamente fallite, ma lo Stato, la Confederazione ha stampato tanti soldini. Adesso questo periodo fra alti e bassi è arrivato più o meno al 2020, quando da qualche laboratorio chimico, laboratorio di genetica, è uscito questo virus che ha piegato in due il mondo, e stranamente le due o tre multinazionali più forti del mondo di vaccini si sono prodigati in pochi mesi a creare un vaccino sperimentale e a iniettarlo a tantissimi occidentali. Ripeto, a iniettarlo a tantissimi occidentali, no? In Africa, infatti, pochissimi hanno avuto questo vaccino e non si sono fatti neanche la prima dose. Questo vaccino è un vaccino sperimentale, e la sperimentazione finirà nel 2023. Quindi sicuramente, a letto di alcuni specialisti, la situazione fra qualche tempo sarà difficile. Difficile perché io sento parecchie persone, e alcune di queste purtroppo, prima di conoscermi, avevano fatto il vaccino e si sono pentite. Si sono pentite perché incominciano ad avere degli effetti indesiderati, collaterali importanti. Ma questo è il primo step. Il secondo step che stiamo vivendo in questo periodo è un periodo di un'inflazione galoppante stratosferica, proprio perché l'economia è stata ferma per 2 anni, bloccata. Anzi, in Svizzera è già finito il Green Pass, l'era del certificato Covid. In Inghilterra pure, in Danimarca pure, in Francia lo stanno togliendo, solo che l'Italia continua a rimanere sulla sua posizione, e questo chiaramente non agevola l'economia. Infatti abbiamo un'inflazione stratosferica, un'inflazione che si aggira sul 7% anno, quindi chi aveva 100.000 euro l'anno scorso in banca, quest'anno se ne trova 93.000, senza che abbia mosso un dito. Questo è un esempio semplicissimo da capire, e quindi capirete perché c'è questa sibilla della malinconia. Poi un'altra cosa importante è che si è innescata questa guerra che torna solamente utile agli Stati Uniti. È inutile star qui a girare il dito nella piaga, ma gli Stati Uniti hanno lavorato per fare in modo che l'Ucraina fosse l'utile idiota che praticamente si sacrificasse per incominciare a spaccare questo sistema energetico, questa rete energetica che dalla Russia porta energia a buon prezzo sia all'Italia che alla Germania e anche ad altri stati, anche alla Svizzera. Quindi adesso noi ci troviamo fra l'incudine e il martello, non abbiamo nessun tipo di voce in capitolo perché siamo legati alla NATO. Abbiamo questa rete energetica che ho già spiegato in altre pillole, che la Russia l'ha creata non tanto per noi, ma l'ha creata perché quando ci invaderà loro si troveranno il gas qui e lo potranno utilizzare per il proprio popolo che sarà insediato qui, in Italia, in Svizzera, in Europa, insomma. Quindi come stiamo messi? Stiamo messi che stiamo andando verso un primo periodo di anarchia, anche perché qualcuno si sarà accorto, cioè, ho dei committenti che mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, ho telefonato alla mia agenzia che mi fornisce il gasolio per vedere che bolletta avrò quest'anno, e l'anno scorso pagavo 900 e quest'anno pago, lo stesso periodo, stessi consumi, praticamente pago più di 2000 euro. Quindi la situazione per una famiglia media che ha un'entrata di 1000-1200 euro al mese è una cosa catastrofica. In più l'inflazione, in più questa guerra che nei prossimi mesi farà salire
il gas a prezzi stratosferici, cosa ci dà praticamente? Ci dà solamente un pensiero, il pensiero che dobbiamo prepararci a un nuovo tipo di società, a una società che magari avrà la casa ma non avrà i soldi per pagare il mutuo, a una società in cui avrà il cellulare ma non avrà i soldi per pagare la retta mensile, a una società allo sbando, e questo anche grazie soprattutto a quelle persone che in quel periodo del 2010 in avanti in cui dovevano avere un occhio vispo, mandavano luce colorata e aspettavano gli extraterrestri. Oggi vi do una notizia importante: il mondo è ingiusto e fra qualche anno vedremo anarchia e guerre anche sul nostro suolo italiano. Quindi, cari amici, se sapete una preghiera più del Marietto, è il momento di incominciare a dirla. Grazie e alla prossima, ciao.